Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po con il sindaco Francesco Siviero per importanti novità per quanto riguarda la rete gas, perché stanno partendo grossissimi lavori che implicheranno interventi per tutto il 2022 e non solo, e quindi adesso ci facciamo spiegare dal sindaco in cosa consisteranno. Siamo qua oggi per presentarvi un importante progetto per la comunità di Taglio di Po. Il nuovo gestore della rete gas, che è 2i Rete Gas, che è subentrata ad Edison, ha proposto un progetto di miglioramento praticamente di tutta la struttura che riguarda la distribuzione della rete gas. Progetto che in parte è già iniziata nella frazione di Mazzorno e in parte dovrà essere completata anche qua sul centro di Taglio di Po. Gli interventi complessivamente saranno 32 su varie vie del paese e prevedono la sistemazione, o meglio l'adeguamento, di circa 5.000 metri di condutture che appunto portano il gas nel nostro centro, nel comune di Taglio di Po. Le vie interessate complessivamente, quindi stiamo parlando di un progetto che si svilupperà almeno nel corso di 2 anni, riguarderanno via Dottor Maddalena, via San Basilio, via Fratelli Cervi, via Trieste, via Padova e via Rovigo, via Torino, via San Francesco, via Pasubio, via Rossini, via Cavalletto, via Marconi, via Stadio, via Galileo Galilei, via Pascoli, via Petrarca, via Foscolo, la settima strada, via Crepaldi che è Mazzorno, che è già stato fatto l'intervento, poi via Vallina, via Padova, via Bernini, via Beucci, via Volta e via Kennedy, oltre ad alcuni interventi che riguarderanno delle strade private. Gli interventi sono già iniziati da questa settimana, da via Volta, e riguarderanno praticamente la sostituzione della vecchia tubatura con una nuova, con un materiale più evoluto, adeguato alle normative che ci sono, e dopo un periodo di assestamento di 5-6 mesi si passerà praticamente alla sistemazione della strada con il rifacimento del manto stradale. In particolare per quanto riguarda il 2022 più o meno verranno realizzati la metà degli interventi, quindi riguarderanno via Volta, via Cavalletto, via Rossini, leggo perché non mi ricordo, via Padova, via Rovigo, via Stadio, via Galilei, via Bernini, via Torino, via San Basilio, via Maddalena, via Fratelli Cervi, via Garibaldi, la settima strada e il tratto terminale di via Garibaldi. Quindi questa è una prima parte di interventi, sicuramente un intervento importante. Ringraziamo anche 2i Rete Gas, perché anche con i recenti fatti che sono successi in Sicilia, se non sbaglio, e avere una società che è disponibile per l'ammodernamento di tutte le reti, quindi una messa in sicurezza generale, è sicuramente un qualcosa di utile. Non siamo all'età della pietra, però sicuramente è una nuova proiezione per il futuro che ci fa ben sperare anche in questo periodo di ripresa, insomma, iniziare a vedere i cantieri, iniziare a vedere che le attività ripartono è sicuramente un buon segno per questo nuovo futuro che ci aspetta.